Han cercato di esserci tutti in comune a Vittorio Veneto i genitori dell'asilo di San Giacomo in guerra col Prosecco. Tutti per veder seppur tardivamente approvato il regolamento di polizia rurale, ovvero le nuove norme per la coltivazione nel territorio vittoriese. Non si potrà più, senza l'accordo del comune, piantare liberamente in zona di interesse sociale. Ecco il perché della forzatura anche nei confronti del sindaco Roberto Tonon. Hanno forzato i tempi andando anche contro un'ordinanza del sindaco per riuscire a piantare prima dell'approvazione in Consiglio Comunale. In molti si attendevano, oltre alle nuove norme, anche una presa di posizione dell'intero Consiglio, proprio con quello che molti hanno definito un vero e proprio affronto all'intera comunità. Tutti erano concordi sul fatto che è stato un atto comunque di sfida e un atto irregolare. Su questo tutte le forze politiche erano concordi. Un blitz delle barbatelle che inevitabilmente finirà davanti al giudice. Il comune adesso prenderà le vie legali e si costituirà in giudizio. Tante le supposizioni per il vigneto della discordia, dalla gestione biologica all'utilizzo di macchine di ultima generazione per la lavorazione a terra e il recupero dell'irrorato. Tutte voci senza conferma, perché in questa guerra del Prosecco il fatto vero è che da una parte non c'è mai stato dialogo. Noi abbiamo chiesto più volte di incontrare la proprietà tramite terze persone, ma non hanno mai voluto incontrarci, per cui non abbiamo mai avuto la possibilità di dialogare con loro.